Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Bene, buongiorno a tutti. Qual è il primo effetto di questa presentazione che vi vengo a fare questa mattina? Che oggi nessuno interroga. Oggi parliamo di come si può fare impresa, di come si può creare un'azienda semplicemente partendo dall'idea. Sembra tutto semplice, e lo è di fatto. La cosa importante è metterci il cuore, metterci la passione, ed è molto importante anche però fare delle valutazioni di tipo analitico, fare delle analisi che ci portino a capire se in effetti l'idea che stiamo portando avanti è un'idea che ha un senso, che ha un significato, che si può in realtà tradurre in qualcosa di concreto. Dobbiamo provare a essere diversi. Se vogliamo fare impresa in questi anni, che sono anni molto difficili, dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Essere proattivi. Cosa significa? Significa trascinate, modificate voi le cose. Un'idea può far cambiare le cose, noi possiamo farci venire in mente qualcosa di nuovo, di innovativo, dobbiamo inventarci qualcosa. Quando ci inventiamo qualcosa, quel qualcosa che ci viene in mente da dove viene fuori? Può venire fuori dalla nostra esperienza, da come siamo stati formati, educati, dalle nostre passioni personali. C'è qualcosa che vi piace, qualcosa che piace a qualcuno di voi in modo particolare, che gli è sempre rimasto, no, dentro il cuore. Io per esempio quando ero qui al liceo avevo la passione per il sole e per l'energia solare. Poi ho lavorato per 30 anni in un settore che era completamente diverso, perché ho lavorato nel settore dell'informatica, e finalmente 4 o 5 anni fa ho realizzato quello che era un sogno quando avevo la vostra età. E un'idea può essere una buona idea se noi per esempio possiamo immaginare qualcosa che possa soddisfare un potenziale cliente quando questo cliente non sa ancora che potrebbe essere soddisfatto da questa nuova idea. Faccio un esempio molto concreto. Per esempio, il mercato dei telefoni cellulari esiste da oltre 12 anni, però qualche anno fa qualcuno si è inventato gli smartphone. Non è necessario che per inventarsi una nuova attività o un nuovo modo di lavorare e per fare una nuova impresa debba per forza nascere qualcosa che non esiste. Si possono copiare cose e idee già sviluppate da altri, e noi poi ci mettiamo la nostra passione, la nostra creatività, quel valore aggiunto, quella cosina in più. E se siamo convinti, e se ci crediamo, ci mettiamo tutta la passione, se siamo convinti di fare qualcosa di diverso che abbia effettivamente un valore in più rispetto agli altri, questa cosa potrebbe anche funzionare. Io non sto parlando di nulla in particolare, sto generalizzando, quindi sono le cose che... E le grandi idee sono quelle che magari ci sorprendono per la loro semplicità, e dopo che qualcun altro le ha avute, o magari dopo che a noi sono venute, qualcun altro può pensare: cavolo, perché non ci ho pensato prima? Uscire dal mare di amebe e uscire fuori e fare qualcosa di diverso, e basta poco.